Cina? Giovanna? Max? No. Rick? Ho letto tutto, non so più che leggere. Le massime di Mao. Eh? Leggi le massime di Mao. Certo, figurati. Dalla prima all'ultima, non vedo l'ora. Ah, che bella idea. Ma che Cina è Cina? No. Guarda, un mio amico americano, Michael Stove, mi diceva che l'ultima speranza di pace nel mondo sta nel movimento mondiale omosessuale. Chi è Michael Stove, un filosofo? No, un cannibale che ho conosciuto a un party. Li conosci tutti tu? Che vorresti dire? Niente, dico solo che uno come si deve tu non li incontri mai. È colpa mia. Il mondo oggi va così. No, sei tu che li attiri. E dai. Tu sei una specie di cartina di tornasole. Oh, questa è pura malvagità. Adesso si finirà col dire che sono io l'unica anormale. Dico, ma guarda. Del resto Platone nel suo dialogo La cena dice: giunti alla maturità solo gli uomini di tale natura si dimostrano adatti alla politica. Lei si interessa di filosofia? No, leggo Platone. E che altro dice Platone nella sua famosa cena, certo più nobile della nostra? Cose divine sull'amore. Parlano tutti d'amore, quei grandi uomini. Ah, ma all'inizio della loro discussione dicono tutti anche una cosa abbastanza singolare, che gli uomini di valore vanno senza invito alle cene degli uomini da niente. Forse la sorprenderà, ma ho fatto anch'io qualche lettura. E ho buona memoria. Discutono anche sull'opinione di Omero, che pare sostenga il contrario. Che alle cene degli uomini di valore vanno lo stesso, senza invito, gli uomini da niente. Io non capisco. Ma c'è qualcuno di noi che non è stato invitato o si pensa di non invitare più qualcuno di noi? Max, già che ci sei, mi raccoglieresti la scarpa? Deve essere finita fra i piedi di Michele. Grazie, Michele. Io vi avverto, non riuscirete a non invitarmi. Io resto aggrappata a questa tavola. Infatti non è una tavola. È una zattera. Dunque, dicevamo la Cina? Che appena la Cina avrà la potenza nucleare necessaria non ci penserà su due volte. Metti che un mercoledì alle ore 23:58 d'un mese che adesso non so, di un anno più vicino di quanto si crede. Contemporaneamente da una base segreta cinese 3 gruppi di missili a testata nucleare verranno lanciati. Destinazione America, Europa, Russia. Pochi minuti dopo il mondo civile avrà cessato di esistere. Che importa la Cina di noi e della nostra cultura? Va a parlare a un cinese del Mediterraneo
culla della civiltà.